Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra e talk show su social. Oggi parliamo di editoria, lo facciamo in compagnia di un collega, di un amico che è Simone Spiga, giornalista ed Ciao Fabrizio. editore in questo caso. Ciao Ciao Fabrizio, Simone. buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, Simone da pochissimo è uscito col suo primo lavoro, il suo primo libro, La spiga nell'occhio. È ovvio che il gioco di parole col proprio cognome. Simone è direttore di Report Sardegna 24, quindi giornalista sul campo. E il Sì. tuo libro, innanzitutto ti chiedo da dove nasce l'idea di scrivere un libro, perché tu sei giornalista da tempo e quindi in teoria questo libro avresti potuto scriverlo da tempo. Ma guarda, allora Fabrizio, la verità è che mi sono imbattuto con una serie di argomenti in questi ultimi anni che ho voluto approfondire, sia di politica internazionale che di politica nazionale, questioni ambientali, questioni sociali. E quindi ho detto, tutto ciò che sto scrivendo su Report Sardegna come editoriali, trasformiamolo in libro. E quindi di fatto questo è il primo volume di una lunga serie, perché sto lavorando, sto già di fatto concludendo anche il secondo volume, per raccontare un po' quello che è il giornalismo libero, tra virgolette, come mi piace definirlo, raccontando delle cose anche politicamente scorrette rispetto a quello che i mass media tradizionali ci raccontano. E quindi da questo punto di vista l'idea è stata, insomma, è nata così. Mi sono seduto a un tavolo con Chilo dei Sarrazza, che è editore della No Tempo X-Books, abbiamo ragionato insieme e ho detto trasformiamo tutto questo in libro che è utile, interessante e serve anche per dare un po' una visione diversa rispetto a quello che succede intorno a noi. Ecco, infatti uno degli aggettivi che usi solitamente è che è un libro scomodo. Ma questa Sì, scomodità nasce dal contenuto, dalle modalità di costruire il libro, dalle no, informazioni. nasce dai contenuti e dalle informazioni che pubblico nel libro, perché ovviamente ci sono argomenti che, come per esempio la questione palestinese, c'è chi l'affronta in un modo, c'è chi l'affronta in un altro. Io cerco di essere molto diretto e molto chiaro, parlo di genocidio in atto da 70 anni, il tutto non è iniziato il 7 ottobre e nel libro ne parlo bene. Quella è una parte di un conflitto in corso da 70 anni, di occupazione, di apartheid nei confronti del popolo palestinese. E questo è uno dei tanti argomenti che vengono affrontati nel libro. Un altro tema importante è quello del conflitto tra Russia e Ucraina, dove io racconto un punto di vista decisamente diverso da quello che i mass media tradizionali parlano. Sembra che tutto sia iniziato con la cosiddetta operazione speciale di Putin in Ucraina, ma è una guerra iniziata nel 2014 a seguito di un colpo di Stato voluto dai paesi occidentali in Ucraina, e da lì l'inizio di una guerra civile nei territori del Donbass e l'operazione di Putin, diciamo, l'invasione del Donbass è di fatto una parte integrante di un conflitto che è iniziato molto prima. Quindi questi sono punti di vista, diciamo, che vengono raccontati nel libro in maniera molto semplice e diretta, senza censure, senza filtri, perché ritengo che il giornalismo debba essere questo. Ecco, volevo toccare proprio questo tema con te. La spiega nell'occhio, dicevamo, è un libro che parte tra i tanti temi comunque toccati, c'ha un filo rosso, un filo comune, che è quello della critica al cosiddetto pensiero unico. Sì. Ecco, dopo tanto tempo in prima linea, perché siamo arrivati secondo te a questo motivo? È un semplice discorso economico o c'è economico-politico o c'è anche altro? No, Fabrizio, io credo che ci siano molti altri fattori. Allora, partiamo dal fatto che purtroppo nella nostra categoria ci sono tanti giornalisti che non hanno voglia di approfondire, di studiare e ricercare le notizie. Quindi è più facile prendere un'agenzia, ripulirla e pubblicarla così. Questo purtroppo è un problema molto generale e soprattutto sulla politica internazionale diventa un problema, perché spesso e volentieri in una fase di conflitto
qualsiasi da una o dall'altra parte si fa propaganda. E quindi i droni, l'invasione di droni russi sull'Europa, poi si scopre che non erano droni russi, Putin che è pronto ad attaccare l'Europa, sembra che ce l'abbiamo a bere dalla fontana di Piazza Garibaldi a Cagliari, invece di fatto non è così. Insomma, ci raccontano un sacco di cose che ovviamente vengono pompate perché la propaganda è anche questa. Ieri, giorni scorsi, c'è stata questa esplosione in un porto rumeno di un drone navale. E la prima notizia è stata: è un drone russo. Poi sono stati proprio i servizi segreti ucraini che hanno detto: no, è un drone nostro, c'è stato un problema tecnico ed è esploso nel porto. Quindi voglio dire, anche lì bisogna sempre stare molto attenti. Le informazioni sono sempre un po' condizionate e condizionabili, e i giornalisti da quel punto di vista dovrebbero essere un pochettino più attenti, studiare maggiormente i contesti internazionali per capire quello che avviene. Non è facile, e anche io ovviamente come tutti sbagliamo, a volte la notizia la devi riprendere perché non è proprio come la pubblichi, quindi bisogna sempre stare molto attenti e stare così detto sul pezzo, perché quella è la cosa importante. Però Simone, non ti sembra un po' un paradosso? Cioè, nel senso, siamo in una società iperconnessa, ipercollegata, sappiamo quasi in tempo reale ciò che avviene da qui, dall'altra parte del mondo, eppure il tipo di informazione che ci arriva è sempre, non sempre, comunque, è spesso edulcorata, magari raccontata diversamente rispetto a quella che è la verità. No, non sembra quasi due pesi, due misure, ripeto, un paradosso. Ma guarda, penso di no. Penso di no per due motivi. Allora, ripeto, siccome c'è la propaganda, ovviamente tu devi filtrare, saper filtrare le cose. Adesso io mi sposto su un altro contesto internazionale, parliamo di Hamas, Iran, queste cose qua. Allora, io il libro è questo, La spiga nell'occhio. È uscito prima della prima guerra tra Iran e Israele e Stati Uniti. Però io nel libro già dico che la guerra sarebbe avvenuta. Perché? Perché bastava vedere un po' il contesto internazionale. Erano anni che ci stavano dando disinformazione sull'Iran, sul fatto che le donne iraniane venivano uccise perché non usavano il velo, tutte queste cose qua. Poi si scopre invece che queste cose succedono in Arabia Saudita, in Qatar, negli Emirati Arabi, non in Iran. Però siccome l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi sono nostri alleati, perché ci danno il petrolio, perché sono alleati strategici dell'Occidente, allora di quei paesi noi non parliamo e ce la prendiamo con l'Iran, che non sono amici nostri, tra virgolette. Ecco, anche quello è un modo di condizionare la gente e condizionare i cittadini per poi arrivare alla guerra. Io nel libro ne parlo chiaramente, dico, guarda, vi stanno condizionando, il progetto è quello di un attacco all'Iran, attacco che poi è avvenuto senza... Ecco, ma anche un'altra cosa, ti faccio un altro esempio. Quando si parla di Hamas, dei palestinesi di Hamas, si dice Hamas è finanziata dall'Iran. Basterebbe studiare un po' i contesti internazionali per capire che non può essere così. Hamas sono sunniti vicini ai movimenti dei fratelli musulmani egiziani. L'Iran è sciita. Sono da 40 anni in guerra gli sciiti contro i sunniti nel mondo islamico. Quindi Hamas non può essere stata finanziata dall'Iran. È palese che Hamas è una costola voluta dall'Arabia Saudita e dal Qatar. Ricordo che Hamas era al fianco dell'ISIS in Siria a combattere contro il governo legittimo di Bashar al-Assad fino a 2 anni fa. Mentre gli iraniani erano con i russi a combattere insieme al governo di Assad contro gli jihadisti. Quindi insomma, a volte i giornalisti le sparano perché è più facile. Perché è più facile non approfondire, è più facile dire quello che dicono in generale tutti, invece bisognerebbe alzare le mani e dire no, non è così. Le cose sono un pochettino più articolate di come le vediamo. Ecco, nel libro cerco proprio di affrontare questi aspetti e cerco di parlare di queste cose in maniera un po' più approfondita, con degli editoriali che quindi rimangono editoriali, però sono editoriali dove cerco di dare un quadro al contesto che ci circonda, perché poi non è solo l'internazionale, perché poi parlo di speculazione energetica in Sardegna, parlo di un sacco di argomenti, insomma. Ecco, di tanti argomenti, però mi piace anche tenere il focus su di te, nel senso che in generale, ma se io cerco anche
qualche informazione tua sull'intelligenza artificiale, mi dice è un giornalista, tra virgolette, divisivo. Sì. Cioè, come sempre, c'è chi piace, ma come capita a tutti, chi si espone e chi ha a che fare con un pubblico. Parlo anche di un cantante piuttosto che di un attore. È divisivo, c'è chi piace e c'è chi non piace. È più un onere, è più un onore, oppure lavori affinché il tuo pensiero possa avere il più ampio consenso possibile. Allora, ti dico la verità, io non mi occupo di questo aspetto e non mi voglio occupare di questo aspetto. Io voglio parlare di argomenti che piacciono o che non piacciono, che siano divisivi o che non siano divisivi. Io ritengo che ci sia bisogno di dare delle informazioni. Quindi, ovviamente, io faccio un esempio, ho presentato il libro insieme a Pino Cabras a Calasetta a fine dell'anno scorso e c'è stata una forte polemica perché lo spazio era uno spazio comunale e le associazioni filo-ucraine insieme all'ambasciata ucraina si sono esposte contro di noi. Ecco, lì non è colpa mia se sono divisivo, io ho raccontato un punto di vista diverso, poi che non piaccia alla comunità ucraina e all'ambasciata non è colpa mia. Io ritengo che la libertà di informazione sia la cosa più importante, cioè raccontare dei punti di vista. Siccome non sono notizie false quelle che do io, come non sono notizie false quelle che dà l'ambasciata ucraina, sono punti di vista diversi e modalità di interpretare quel conflitto in maniera diversa. E allora bisogna, allora ti dico, non mi interessa, non mi occupo dell'essere divisivo o no. Io racconto, continuerò a farlo, nonostante qualche polemica che ogni tanto tirano fuori. Poi si chiama censura quella, perché poi l'obiettivo spesso e volentieri è quello di impedire che vengano fatte le presentazioni dei libri. Io dopo Calasetta per quasi un mese ho avuto difficoltà a presentare il libro in giro per la Sardegna. Poi ho ripreso, continuo, il 19 sono a Borore nell'aula consigliare del comune a presentare il libro, lo presento in giro per l'Italia, l'ho fatto a Mestre, ho fatto a Roma, ho fatto tante altre presentazioni in giro, continuo a farle, però ovviamente è complicato, ecco, è complicato dire delle cose un po' diverse da quelle che gli altri fanno passare come unica verità. Diciamo il mainstream del pensiero. Sì, decisamente. E per quanto riguarda invece il nostro lavoro, tu hai detto si dovrebbe approfondire, c'è una bella fetta di giornalisti che preferiscono magari utilizzare l'agenzia, potremmo parlare di tanti temi di giornalismo, ma perché si è arrivati a questo? Perché è più comodo? Perché sai, l'idea di fare il giornalista, di lavorare, proprio fare il giornalista vuol dire essere giornalista fino in fondo, vuol dire essere scomodi, vuol dire approfondire certi argomenti, vuol dire studiare, ok, ma avere anche la responsabilità di andare a cercare delle verità laddove altre persone comuni mortali non possono arrivare. E a me questo mi pare davvero che sia un po' troppo omologato, non so se è un bene. No, non è un bene e ti aggiungo che essere giornalista, lo sai meglio di me, è complicato, è difficile, significa un impegno costante e continuo. E quindi da quel punto di vista ti dico, l'omologazione nel mondo del giornalismo è un problema molto serio e che secondo me ha contribuito molto anche alla ricerca dei click, nel senso che ormai tutti i giornali, anche i cartacei, hanno la testata online e questo ovviamente ti porta a cercare il click anche molto facile. Su Report Sardegna 24 noi ad esempio abbiamo fatto una scelta: noi non pubblichiamo vincite di gratta e vinci, scommesse, scommessine, Totocalcio, queste cose qua. Tu lo sai, noi facciamo dei corsi di formazione come giornalisti e spesso e volentieri abbiamo fatto corsi sul tema della ludopatia, dove c'è un'indicazione precisa che è quella di non pubblicare queste cose. Beh, tu lo vedi, il 90%, anzi il 98% dei giornali sardi pubblicano queste cose in maniera molto regolare. Ovviamente ognuno fa la scelta che vuole. Io, come giornale, abbiamo fatto una scelta precisa. Perderemo 1000 click su ogni pezzo di vincita del gratta e vinci, ma riteniamo di poterci guardare allo specchio e dire, insomma, seguiamo la linea della deontologia giornalistica. Di questo io ne vado molto orgoglioso. C'è la questione della caccia costante dei morti per suicidio, con pubblicazione di qualsiasi dettaglio, e anche quello
insomma, ci sono indicazioni precise da parte dell'ordine dei giornalisti su come comportarsi, ma questi sono alcuni degli esempi, ma ce ne sono tanti altri. Il sensazionalismo degli incidenti stradali è una roba disgustosa, cioè io leggo delle cose, vedo delle foto che a volte uno dice ma perché? Il giornalismo è una roba, è un lavoro difficile, complesso, lo sai, e servirebbe un po' più di etica in certe cose. Però anche è vero, è innegabile che si legge, parlo di quotidiani, si legge di meno, si vende di meno, parlo di cartaceo ovviamente, appannaggio magari del web che è gratis e passa di tutto. Non dico che sia una zona franca, ma di sicuro è meno regolamentata rispetto a quello che capita col cartaceo. Sì, questo è vero, però è anche vero che ci sono nuove normative che fanno un lavoro di screening sui giornali. Ricordiamo che c'è il Digital Act che a livello europeo comunque fa un lavoro di verifica delle fonti. Insomma, è chiaro che poi insomma, è anche una responsabilità di ciascuno di noi, ciascun giornalista iscritto all'ordine, che deve fare la verifica sulle fonti, perché quello è fondamentale, e dare la notizia nel più reale possibile. Poi in questo rientra anche, perché poi tragicamente la cosa più grave è la televisione. La televisione è diventata forse lì il luogo più libero dove ognuno la spara più grossa possibile, e si vedono sia su temi internazionali, su temi locali, su temi nazionali, per dire anche queste vicende di cronaca nera. Ci sono giornalisti che parlano di qualsiasi argomento, ne sentiamo di tutti i tipi, e voglio dire, uno dovrebbe essere un attimino un po' più, insomma, dritto nel parlare di certi argomenti, e spesso e volentieri vediamo invece casi così, in libertà. È diventata, come si dice, la infofiction, anche se qui è tutto fuorché fiction, è proprio informazione, dovrebbe essere. Simo, per tornare a parlare del tuo libro, ricordo ancora una volta La spiga nell'occhio, Sì. Hai dovuto fare una scelta dei tanti editoriali scritti e pubblicati. Sì. Su cosa ti sei basato? Qual è stata l'idea iniziale? Perché poi adesso stai lavorando già per un secondo volume. No, non sei partito con l'idea di fare più volumi, e quindi qual è stata la scelta che ti ha guidato? La scelta iniziale è stata scegliere gli editoriali che fossero più pungenti, tra virgolette, e più pregnanti rispetto all'argomento che volevo affrontare. Quindi da quel punto di vista ho fatto una scelta: politica internazionale, politica nazionale, politica locale e questioni ambientali, questioni energetiche e poi un paio di cose un po' più, diciamo, più di tendenza, tra virgolette. Un po' perché volevo un filone unico di critica al pensiero dominante, e volevo che fosse proprio questo il libro. Infatti il sottotitolo del libro è Alert, contiene testi irritanti e politicamente scorretti, proprio perché questa era la linea, ed è la linea che ho adottato. E il secondo volume riprenderà lo stesso titolo, La spiga nell'occhio, avrà un sottotitolo diverso, una copertina diversa, ma il filone continua a essere quello. Sto lavorando su diversi libri, ovviamente il secondo volume uscirà a settembre, perché ci siamo presi tutta l'estate per continuare a fare presentazioni. Poi sto lavorando su un libro sui BRICS, diciamo, il mondo multipolare alternativo al monopolio statunitense, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che hanno creato questo modello, diciamo, geopolitico, sia in materia economica, sociale, culturale e quant'altro, e voglio approfondire questo tema perché in Italia se ne parla poco, se ne parla male, non si capisce che cos'è, e stiamo parlando di superpotenze mondiali, sia da un punto di vista economico che geopolitico, e che quindi voglio provare a mettere un piccolo tassello anche lì di informazione diversa su quello che sta avvenendo. Cioè, l'India è di fatto oggi una veramente delle superpotenze mondiali, e non ne parliamo, non capiamo che il mondo... Noi parliamo sempre dei soliti stati, dell'Occidente, come se fossimo tutto noi. Del solito blocco Occidente-Oriente con l'Europa in mezzo. Sì, e invece dall'altra parte nascono mega superpotenze rispetto a noi. Simo, siamo in chiusura. Sì. Chi volesse acquistare
La spiga nell'occhio come può fare? Lo trova su Amazon, lo trova nella piattaforma di Amazon, tranquillamente La spiga nell'occhio è reperibilissimo, e poi io nelle presentazioni che faccio. La prima presentazione la farò la prossima, diciamo, il 19 di giugno a Borore, nell'aula consigliare del comune, alle 19, quindi chi sta in zona, nella zona... Tutti invitati. Ecco, sono tutti invitati. E poi ho una quindicina di presentazioni in programma tra giugno e luglio, e altre tra agosto e settembre, però ancora la calendarizzazione non ce l'ho pronta, quindi per ora posso dire che il 19 è la prima presentazione ufficiale. Quindi seguire le pagine social tue per capire il calendario dove andrai a presentare il libro in quest'estate. Sì, pubblico sui miei social e sui social di Report Sardegna 24, certo. Simo, che dire, in bocca al lupo, ovviamente, per questa nuova avventura, e ci vediamo presto. Grazie mille Fabrizio, buona giornata a tutti. Grazie a te, ricorda ancora una volta La spiga nell'occhio, il libro di Simone Spiga, come ha detto lui lo trovate su Amazon, oppure controllate tutto il calendario e andrete a vedere dal vivo e acquistare dal vivo il libro. Grazie ovviamente a Simone della sua disponibilità. Per tutti voi ci vediamo al prossimo appuntamento, Effetto Serra, il talk show su social. Buon proseguimento, ciao. Ciao.